Dopo oltre 10 ore di gioco, il trentenne veneziano Niccolò Falcone ha avuto la meglio sui 27 giocatori più forti al mondo nel gioco del Monopoli, diventando il nuovo campione mondiale. L'abbiamo raggiunto telefonicamente a Macao, in Cina, dove si è svolta la finale. La mossa vincente è stata comprare gli arancioni, che nell'edizione classica italiana sono i marroni, quelli poco prima il parcheggio gratuito. E sono il gruppo di contratti migliore, dove le case costano relativamente poco e gli affitti sono alti. Dopo ovviamente c'è stata una buona dose di fortuna. Niccolò ha battuto il campione uscente norvegese e lasciato gli altri avversari con l'amaro in bocca. Non erano contentissimi, c'era il norvegese che voleva raddoppiare il suo titolo mondiale, e il giapponese che era veramente fortissimo e si vedeva che ci credeva molto e ci teneva molto, e anche l'americano. Eppure lui ci tiene a precisare che il gioco lo vive come un semplice passatempo. Un gioco che faccio come la maggior parte delle persone, magari nelle sere di inverno quando ci si trova in montagna, oppure in famiglia quando fuori piove. Io giocavo con mio babbo e con mio fratello, che al tavolo con me erano cattivissimi, e devo ringraziarli perché quel qualche pianto di un bambino che perde valgono i $20.000 che ho adesso in tasca. Oltre al titolo, infatti, Niccolò porta a casa la somma equivalente alle banconote contenute nel gioco e che ammonta a $20.580. Non male per un laureato in giurisprudenza, dipendente comunale a Venezia, che però non vuole fare l'avvocato. La sua vera passione, dice, è un'altra. Non ho mai fatto l'avvocato. In questo momento la situazione degli avvocati giovani, come quella di tutti i liberi professionisti, è molto difficile, si lavora tanto per guadagnare poco, e ho avuto la fortuna di vincere un concorso per dipendente comunale e adesso lavoro per l'ufficio contenzioso del Comune di Venezia, ma la mia vera passione è la satira.